Venerdì 24 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano è la foto di copertina che è dedicata al Giro d'Italia. Ieri è entrato in provincia di Belluno attraversando il Feltrino, oggi l'arrivo a Sappada, domani partenza dal lago di Santa Croce. Giro d'Italia, bagno di folla per il passaggio nel Feltrino. Gli approfondimenti di Dapoiane e Tancon li troveremo da pagina 33 a pagina 36. Nelle cronache, i piani dell'USL 1 Dolomiti, ictus e infarti, l'obiettivo è avere cure più rapide. L'USL 1 Dolomiti è al lavoro con 4 gruppi per potenziare gli interventi e le cure sulle patologie tempo dipendenti. L'approfondimento a pagina 20. Via i soldi delle associazioni, raid dei ladri tra Agordo e Alleghe, 4 colpi, furti ad Alleghe e ad Agordo dove dall'ufficio turistico sono spariti i fondi raccolti per le associazioni. L'approfondimento di San Tommaso a pagina 27. Il municipio d'Auronzo, incentivi attesi da 20 anni, il comune ora rimedia. Il comune di Auronzo mette mano al portafogli per sanare un caso aperto da 20 anni, gli incentivi tecnici non pagati ai dipendenti. L'approfondimento di De Rosa a pagina 29. E sempre in merito alla notizia che ha aperto l'edizione di ieri sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi, ovvero la gestione dei fondi di confine con una parte degli investimenti dati alla gestione della pista olimpica, i sindaci non daremo il nostro denaro al Bob. In furia la polemica sull'utilizzo del fondo dei comuni di confine per la gestione futura della pista di Bob, i sindaci rispondono con un coro di no alla regione che ha avanzato la proposta. Interviene anche il presidente della provincia Roberto Padrini che sottolinea: la provincia non ha votato l'accordo per la Legacy Olimpica e non ha intenzione di farlo se non dopo aver analizzato a fondo il documento. L'approfondimento di Dalmassa da pagina 16 a pagina 17. Cortina ancora, ultimo check per Cortina Express, sarà al cinema a Natale il nuovo film con Christian De Sica. L'approfondimento di Segafredo a pagina 29. Per quanto riguarda la notizia riferita al nostro paese e ovviamente di conseguenza a livello regionale e provinciale, politica verso le europee, intervista alla segretaria del Partito Democratico, Schlein lancia la battaglia sul salario, è la priorità. Firme per una legge sulla dignità del lavoro, daremo battaglia sull'autonomia di Calderoli. L'approfondimento lo troverete a pagina 5. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è simile a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero il Giro d'Italia che è entrato in provincia di Belluno. Entusiasmo e proteste, questo però è il titolo a piena pagina del Gazzettino di Belluno. Il passaggio nel Feltrino, vero evento popolare, ma c'è anche la contestazione dei cittadini per il progetto Diga del Vanoi. L'approfondimento di Fant, Scarton, Valerio e Vecellio da pagina 7 a pagina 9. La foto di copertina è sempre dedicata al passaggio del Giro d'Italia, un vasto pubblico ad accogliere i ciclisti e anche i bambini usciti prima da scuola. Belluno dal Cadore a Feltre, tutti per Matteotti, sarà impossibile che la città non senta e non veda, se poi oltre a sentire vorrà anche ascoltare, allora avrà un modo di coscienza. Così Maria Dalpan del PD ha presentato il senso e le aspettative della rassegna Io il mio discorso l'ho fatto e voi 1924-2024 Matteotti 100, che dal 31 maggio a fine giugno proporrà in provincia una serie di appuntamenti per ricordare il secolo dal delitto Matteotti. Belluno insieme si può, festa dei 40 anni in 2 frazioni, l'approfondimento di Fanta a pagina 15, ancora Cortina, sempre sentita la tradizione della processione, l'approfondimento di Dibona a pagina 13. Bob e fondi di confine, anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio a quanto si è saputo nell'edizione di ieri dei 2 quotidiani bellunesi. Queste le risposte, la provincia non ha detto sì, l'approfondimento di Santina pagina 3. Il caso e l'impianto di Ronco scatena polemiche anche nel Consiglio Comunale di Feltre, l'approfondimento a pagina 3. Per lo sport, pallavolo Carnielli, il direttore sportivo ambizioso come il Belluno Volley, Capitan Bisi resta, l'approfondimento di Didonà a pagina 14. Agordo, folladora, aule nei container per 100 studenti da settembre, l'approfondimento di Fontaniva a pagina 11. E ancora Sedico, bus non garantito, studenti costretti a rinunciare alla gita.
RFI, che organizza il servizio di trasporto ferroviario, non ha assicurato agli organizzatori il mezzo per la gita scolastica, che è stata annullata. L'approfondimento di Santir a pagina 10. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 2. L'eredità di Matteotti in 5 eventi. Associazioni e movimenti politici ricordano sul territorio il deputato socialista assassinato dai fascisti un secolo fa. Una mostra, letture, incontri con studiosi e storici da Feltre al Cadore al capoluogo per sollecitare un moto di coscienza. L'esordio della Kermesse il 31 maggio a Feltre con la studiosa Colarizzi sul tema della resistenza lunga. E sempre da questa pagina del Gazzettino di Belluno: famiglia dona piatti, posate, lavatrici, TV usati, frigoriferi e forno alla Protezione Civile. La Giunta approva la donazione, gli elettrodomestici verranno utilizzati da chi è in condizione di bisogno. E ancora cimiteri, tra Prada e Cusighe il comune ricava 400 celle. L'approfondimento vi aspetta a pagina 2. Ed ecco il caso che ha scosso molte amministrazioni comunali e anche nella provincia di Belluno. Patto per i fondi al Bob, così non lo votiamo. La provincia dice no in questi termini all'accordo per la Legacy Olimpica con gli 8 soggetti per la pista. Il presidente Padrin snocciola i dubbi sul documento: con questa formulazione non può essere approvato. Dobbiamo analizzarlo a fondo con pareri tecnici, per questo la bozza arrivata in consiglio era stata rinviata. Poi la stoccata, inaccettabili i processi alle intenzioni arrivati da qualcuno. E quella delibera che bocciava l'ipotesi è vigente, il doppio pessimismo di Padrin, la rivolta del PD che ripesca l'atto di Palazzo Piloni che diceva no, e ieri il caso anche in consiglio a Feltre. Per ora si sono fatte sentire solo le voci contrarie all'ipotesi di una gestione ventennale dello Sliding Center Eugenio Monti di Cortina da realizzare mediante i fondi dei comuni di confine, e ieri il finanziamento della manutenzione della pista da bob è stato oggetto anche di una domanda di attualità in consiglio comunale a Feltre, con risposte della sindaca Fusaro che sono state giudicate dal consigliere comunale Alessandro Del Bianco vergognosa. Il gruppo Futura Centrosinistra bellunese, per bocca dei 3 consiglieri provinciali Maro De Bon, Simone De Ora, Cindy Manusci, dice di essere allibito e assolutamente contrariato dall'ipotesi di gestione della pista da bob per 20 anni attraverso i fondi comuni confinanti. Il gruppo poi vuole vedere chiaro sulla tempistica. Continuiamo con pagina 5. Dopo 50 anni in aula, come allora, i diplomati del Segato del 1974 tornano a scuola e gli ex alunni si siedono nei laboratori officine, collegati in videochiamata ai prof, poi il ricordo di chi non c'è più e dello storico preside Bastianelli. Sanità, AIL, una borsa di studio per la ricerca. E ancora politica, Lega verso le europee, una squadra sempre dalla parte delle bellunesi. L'approfondimento di Federica Fanta vi aspetta a pagina 5. Siamo a pagina 6, Feltre, la cittadinanza onoraria per Giacomo Matteotti, acceso dibattito sul luogo da intitolare al grande antifascista ucciso 100 anni fa. Non trovando una scelta condivisa si è optato per un'altra soluzione. Notizia di spalle: aspettando il Palio, abbracci e amori, il Medioevo ex sexy. Questa sera l'incontro con la studiosa e storica feltrina Virtus Zallot. E ancora a Santa Giustina, 2 chilometri di tubi, via ai lavori per la fognatura. Siamo a pagina 7, l'evento, la diga del Vanoi al giro, la protesta va in Mondovisione. Il sindaco ha esposto uno striscione per mandare un messaggio forte, e al passaggio della carovana tante le bandiere del no che sventolavano. E sempre in merito al Giro d'Italia che è passato nel Feltrino, passaggio rosa in città, euforia da Giro d'Italia, magia. All'arrivo di Pietro Bon smette di piovere la carovana da spettacolo in zona industriale. Dalla Clivet, sponsor ufficiale, i ciclisti nella nostra frazione, vederli pedalare da qui è qualcosa di unico. Festa rosa a Villa Paiera, bambini e dipendenti festeggiano assieme, come si può vedere da questi scatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Ma sempre dal Giro d'Italia, basso, Pietro Bon che salto di qualità. Vincitore di 2 giri, Ivan è fondatore del team per cui corre il Cadorino. Andrea ha già fatto un ottimo terzo posto, può anche puntare a vincere una tappa. E sempre in merito al Giro, oggi è la conquista di Sappade, domani la partenza dal Pago, in sponda al lago di Santa Croce, completati asfalti e segnaletica, capannone pronto per la notte rosa. Siamo a Sedico, Rete Ferrovia Italia non garantisce il bus, salta la gita di classe al museo di Montebelluna, il servizio pullman sostitutivo del treno non viene assicurato, docenti e genitori costretti ad annullare la visita nella Marca. Sospirolo, Azzalea e AIRC, ci pensano i giovani, in 2 giorni fiorisce la solidarietà. Chies dal Pago al Pago Bike Fantastic, dal Farra promuove il tracciato.
E adesso passiamo ad Agordo, Folador, 6 classi nei container e all'alberghiero 9 aule vuote, 100 alunni della sede di Agordo nei prefabbricati per carenza di spazi e il risico tra scuole vede invece a Falcade un intero piano disponibile. Livinallongo, eccellenze Fodome, tavolo per valorizzarle, l'appello a Regione e Senatore De Carlo del candidato Nagler. E ancora Agordo, l'artista Savio tra mostre e simposi didattici per bimbi. Rivamonte a Gordino, miniere e Valle Imperina protagonista 1-2 giorni con esperti studiosi nello storico sito. Siamo adesso a Cortina con pagina 13, Fedeli e territorio, il patto si rinnova, in tanti alla tradizionale processione da Castella all'antica chiesa di Ospitale per propiziare la nuova stagione agreste. Il parroco Don Ivano Brambilla ha richiamato i presenti sulla necessità di mantenere radici profonde per affrontare il futuro. E a Santo Stefano siamo in Comelico verso il voto donne il 37% dei candidati consiglieri. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita alla provincia di Belluno la troviamo a pagina 16 e riguarda appunto la polemica innescata dalla notizia della decisione voluta in questo caso dalla regione, alto là dei sindaci alla regione, giù le mani dai nostri soldi, un no deciso al prelievo dal fondo dei comuni di confine, non pagheremo noi la gestione della pista da bob. Un coro di critiche, noi non possiamo utilizzarli per le spese correnti. In furia la polemica sull'utilizzo del fondo dei comuni di confine per la gestione futura della pista di bob, Skeleton e Slittino. I sindaci stanno rispondendo a tutti di no alla regione che ha avanzato questa propria proposta. Sono orientati verso il no tanti componenti del Consiglio provinciale, lo sono in forma ancora più decisa i sindaci, specie quelli di confine. Il Consiglio provinciale votò per non usare quelle risorse, la lista centrosinistra bellunese a Palazzo Piloni si dichiara allibita, non si possono spendere per Investi Scuola e per il Bob sì, questa la riflessione appunto della lista di centro-sinistra. Staremo a vedere gli approfondimenti nei prossimi giorni, ma ancora in merito a questo, Palazzo Piloni, ecco la risposta del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrina. La provincia non ha votato l'accordo sulla Legacy. Il presidente: molti dubbi giuridici, servono risposte precise, sentiremo il territorio, inaccettabili i processi alle intenzioni. L'inchiesta ha rinviato l'interrogatorio dell'ex amministratore delegato Vincenzo Novari. Il ministro Abodi: non ci sarà impatto sul cronoprogramma delle opere olimpiche. In questo caso l'approfondimento è riferito all'inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, in questo caso la Fondazione Milano Cortina. Siamo a pagina 19, andiamo a pagina 20, USL numero 1, interventi sempre più veloci sulle patologie tempodipendenti, infarti, ictus, traumi gravi e neonati, al lavoro 4 gruppi, fondamentali soccorsi esterni e organizzazione ospedaliera. Continuiamo con Belluno, Tisoi e Giazzoi, mai più a secco con i lavori sugli acquedotti. Il Consiglio di Bacino approva il progetto di BIM GSP per risolvere perdite. Il collegamento con il serbatoio di Pascoli eliminerà le criticità di pressione. Feltre intitolerà un luogo a Matteotti, ma Piazza Isola non cambierà nome. Passa l'ordine del giorno per dare la cittadinanza onoraria al politico socialista, revocandola a Benito Mussolini. E ancora da Feltre, ecco Bolzonello e la nuova dirigente per urbanistica ed edilizia privata. La nomina va a colmare il vuoto lasciato da Scalette. L'obiettivo è migliorare l'operatività dei due settori. Continuiamo con pagina 24. Dopo a scuola per alunni di SA, Cesio investe sui giovani. Il comune impiega 23.000 euro per sostenere i ragazzi delle scuole medie, previsti anche un corso per migliorare il metodo di studio e un percorso d'arte. Il concorso Comune Amico Serene San Tommaso tra i 6 finalisti. E continuiamo con Sedico, la pala d'altare è tornata in chiesa comunitaria unita per il benvenuto. La Madonna in trono dei fratelli Veceglio è stata salutata con una cerimonia tra arte e fede. Le latterie aprono le porte, presidio fondamentale per la cura del territorio. A Sedico presentata la 16ª edizione della rassegna in Valbelluna. Gli operatori chiedono meno burocrazia e più aiuti per gli sfalci. Siamo a pagina 26, panni tagliati e feci sotto casa, fatto di cronaca giudiziaria, copia a processo per stalking, moglie e marito rinviati a giudizio per aver reso impossibile l'esistenza alla vicina, per l'accusa l'hanno minacciata, colpita con una scarpa e vessata per 7 mesi.
Longarone, immigrazione e nuovi italiani, premiati i ragazzi delle medie. E continuiamo con pagina 27, il raid a Gordoialleghe, ladri in azione, portate via le offerte della gente. Tentato un furto anche a Oh My God, sotto esame i video delle telecamere. Amareggiato il presidente della Proloco, all'ufficio turistico c'erano fondi di varie associazioni. Cortina Express, a Natale tutti al cinema, De Sica non sarà un cinepanettone, oggi ultimo giorno di riprese all'ombra delle tofane, scene girate sul Falzarego, sul Col Gallina e in molte location in paese. Nel cast anche Lillo con Isabella Ferrari, la regia è affidata ad Eros Puglielli. Christian è legato alla regina, è il sesto film che giro qui, l'attore qui da ragazzo fatto da assistente a papà Vittorio. Siamo a pagina 29, a Oronzo di Cadore, incentivi non pagati per anni, ora si provvede. Il comune sanerà la situazione dei dipendenti che dal 2003 attendono i premi. Vecellio Galeno il sindaco, cifre ingenti ma va fatto. San Nicola di Comelico con 1,5 milioni torneranno a vivere ex mulino e casa a Costa e ancora da Cortina, pellegrini a Ospitale sfidano la pioggia per l'antico rito. Dalla rubrica Cultura e Società, la stagione dell'anniversario, solisti veneti, 65 anni di bellezza. Veneto Festival 2024 celebra una lunga storia di musica, passione e amicizia. Dal sogno di Claudio Scimone, un'avventura che ha attraversato il mondo. E dalla rubrica Giorno e Notte, le emozioni e i sogni di Giacomo Menegardi, suonare nella mia città, sensazione fortissima. Il pianista bellunese questa sera salirà sul palco del Teatro Buzzati, il suo è un ritorno da vincitore del prestigioso premio Venezia. E dallo sport bellunese, pallavolo Serie 3, Belluno, Carniele ambizioso, l'asticella va ancora alzata. Hockey Serie B, Alleghe il nuovo coach Vesa Surenkin, ex Helsinki, arriva dalla Finlandia. E il Giro d'Italia, ovviamente spazio al bellunese, il feltrino in festa sulle strade di Lamon, una tifosa di 108 anni. Basso, emozioni rosa, prima maglia in zoldo, la sognavo da bambino, il campione lombardo era ospite alla Clivet, di cui è testimonial, Pietro Bon può essere il migliore delle fughe, ha molta autostima. E oggi l'arrivo a Sappada, l'Alpago è pronto per l'abbraccio alla Corsa Rosa, domani alle 11:40 la partenza dal lago di Santa Croce nel tappone che si concluderà a Bassano dopo il Monte Grappa. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti in prevalenza nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belune, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.